Buongiorno a tutti, sono Gabriele Padavan, sono IT Manager di Veneto Ricerche, ho 48 anni, sono sposato e vivo con 2 gatti. Sono ingegnere elettronico e lavoro in Veneto Ricerche da alcuni mesi. Quali sono le attività che svolgo in Veneto Ricerche? Una sicuramente riguarda l'operatività quotidiana, che è quella di supportare i team nella risoluzione delle problematiche di natura tecnico-informatica. Però la mia vera responsabilità è quella di fare in modo che queste problematiche siano ridotte al minimo e fare in modo che i sistemi informatici siano sempre efficienti e operativi. In generale il mio obiettivo è di individuare e di proporre delle soluzioni innovative o comunque di supportare i vari team, in particolare l'Operation Manager, nell'introduzione di nuove tecnologie o di aggiornamenti tecnologici, con un occhio di riguardo alla sicurezza informatica, tema su cui Veneto Ricerche è da sempre molto sensibile ed è necessario per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, che sono un bene per tutte le aziende. Una delle mie responsabilità sarà quindi di fare in modo di aumentare la consapevolezza su cosa significa sicurezza informatica, perché non riguarda solo l'ambito lavorativo, ma anche la vita di tutti i giorni, visto che ormai la tecnologia fa parte del nostro quotidiano. Il mio cellulare è molto più potente del mio primo computer. Siamo ormai abituati a fare tutto o quasi utilizzando strumenti informatici, dai certificati dell'anagrafe a pagare e comprare qualsiasi cosa online. Per questo ci sono degli accorgimenti che, se adottati, aumentano il livello di sicurezza dei nostri dati. Avere un antivirus aggiornato sul proprio PC, cambiare la password periodicamente, utilizzare password complesse, fare attenzione a mail sospette o da mittenti sconosciuti. Sono semplici esempi su cui ognuno di noi può fare e dare il proprio contributo. Per chi volesse maggiori informazioni sulle nostre attività può consultare il nostro sito www.venetoricerche.it e colgo l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie buone feste. Ciao!